Il mercato immobiliare in Sardegna sta vivendo un momento di espansione, questo stando all'andamento dei prezzi sia di vendita che di locazione degli immobili e quanto emerge dalle date elaborate dall'osservatorio immobiliare.it sul mercato residenziale nell'isola. Nel primo semestre del 2018 i canoni d'affitto sono cresciuti del 7,4%, mentre sono saliti del 2,3% i prezzi per gli immobili in vendita. Sul fronte compravendite le uniche due città capoluogo con valori in sofferenza sono Cagliari e Nuoro, dove nei primi 6 mesi dell'anno il valore degli immobili ha perso rispettivamente il 2,3 e il 2,1%. Stabili rispetto a dicembre i valori delle abitazioni a Sassari, più 0,2%, mentre sono in netta ripresa Oristano, che sale addirittura ad un più 7% su base annuale. Cagliari rimane la città in cui il costo dell'abitazione è più elevato, con prezzi medi a metro quadro che superano i 2.000 euro. Le altre città sarde sono sotto la soglia dei 1.500 euro a metro quadro. A Oristano si spendono mediamente 1.453 euro a metro quadro, a Nuoro 1.283, a Sassari 1.262. Gli affitti sono in crescita ma non a Nuoro. Nel capoluogo barbaricino per affittare un'abitazione nel giugno del 2018 i costi risultano inferiori del 6,6% rispetto a 6 mesi prima. Salgono invece gli affitti a Cagliari, seppur di poco, a Sassari dove si è registrato un vero e proprio boom con un più 5,8% in 6 mesi, mentre a Oristano sono cresciuti del 4,8%.